È il bresciano Nicola Ruffoni, il vincitore della prima tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia, Elite Under 23 numero 50. Il corridore della Team Colpac, 23 anni da compiere, ha regolato il gruppo in una volata generale che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all'ultimo centimetro. La frazione, partita da Cervignano del Friuli, si è conclusa a Mereto di Tomba dopo 177,5 km. Ruffoni ha regolato Filippo Baggio della Ceramica Flaminia e Davide Gomirato del Podenzano, conquistando così la prima maglia bianca del Giro 2013, oltre a quella blu della classifica punti. Le parole di Giovanni Capanera, patron del Giro, al termine della frazione. Grande successo e soddisfazione da parte, mi pare, dei noi organizzatori, ma anche del pubblico. Devo dire la verità, non molto presente, d'altra parte è una giornata feriale, la località è anche piccolina, per cui praticamente non si poteva neanche pensare di più. Molte persone sono venute però da fuori, questo è molto importante per il principio che io do a questo evento, che non è solamente un momento sportivo ma anche turistico. Ma la gara, la tappa è stata chiaramente, come si è detto, piatta, per cui è riservata ai velocisti. In effetti poi alla fin fine, grossa volatona finale, 3 velocisti, uno migliore dell'altro, piazzati ai primi 3 posti. Domani si parte da Lignano, arrivo a Pordenone, probabilmente anche domani è una tappa dedicata ai velocisti, oppure ti aspetti qualche sorpresa dell'ultimo chilometro, come si dice in questi casi? Ma diciamo che, come è stato fatto l'anno scorso, abbiamo inserito negli ultimi 30 km la salita del Castello di Canova. L'anno scorso, devo dire la verità, che ha lasciato il segno, tanto che ha fatto sì che a Pordenone sia arrivato un gruppettino di 25 elementi. Però, come si sa, la strada è la strada, però sono i corridori che fanno poi la gara. Io comunque spero che non ci sia un altro arrivo in volata domani, ma che ci sia perlomeno un arrivo di un piccolo gruppetto, 15-20 persone, non di più.